Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Hai preparato la mongolfiera, Rossella? Se ho fatto cosa? Regolato? Se hai regolato, hai messo un po' di coperte perché è freddino oggi adesso. Tutto pronto. Perché oggi Poi abbiamo un viaggio anche lunghetto. abbiamo un viaggio lunghetto, tu sei anche raffreddata, senti, ti prenderai una malora, ti prenderai. Vabbè, vediamo un po'. Vabbè, casomai Che bello fare tutto. Bene. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonanotte, buongiorno per chi ci ascolta di giorno e buon pomeriggio per chi ci ascolta di pomeriggio. Nona puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Oggi salpiamo ed andiamo al di là dell'oceano, no? Beh, se si pensa dall'altra parte è al di là, però facciamo il giro un po' più... Andiamo verso est, è la più corta. Si potrebbe andare anche in macchina volendo. Sì. O anche in treno. Anche in bicicletta qualcuno ci è andato, anche a piedi qualcuno ci è andato. Anni fa, anche coi cavalli. O a cavallo anche, sì. Esatto, partiamo con la nona puntata, è già finita la sigla, non è mai successo nella storia di Radio Nostra, andiamo con il primo brano, Ulisse, quando la nave salpa, e noi intanto salpiamo con la nostra mongolfiera. I fiori in quel vaso stanno bene oppure no? Li guardi da lontano, già sai quello che dirò. Poi ci pensi, ci ripensi e ne aggiungi un altro in più. E poi sposti un po' la tenda e la tiri anche più giù. E la luce ben soffusa con sapiente abilità. Hai già messo in fresco il vino, anzi, pardon, il tuo champagne. E poi cerchi nell'armadio quella gonna che non c'è, che mi faccia dire ancora che son pazzo di te. Guardi inquieta l'orologio, io non sono ancora lì. Il lenzuolo fa una piega, può andar bene anche così. Dopo aver fatto l'amore, certo il tempo ci sarà di indagare il mio ritardo con gran scrupolosità. Ma quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangon per morto. E Ulisse sorride e benedice, anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. Hai chiamato gli ospedali, hai cercato anche il mio bar. Un amico ha raccontato tutto quel che sa. In effetti l'altro giorno tra il biliardo e un Pernod vagheggiava di velieri, di pirati e di Defoe. 4 stracci nella sacca, qualche libro e un gilet. I miei sandali spaiati, 10 sigari, il caffè. Scendo al buio le tue scale, zitto che non si sa mai. Sempre ultimo all'imbarco come i veri marinai. Perché quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangon per morto. Ed Ulisse sorride e benedice, anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. Salperò con l'Ispagnola, il Narciso, il Pecò, stravaccato sul Sartiame, certo mi rilasserò. Farò rotta sud-sud-ovest verso i mari del sud. Tieni pure la mia sveglia, a me non servirà più. Perché quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangon per morto.
ed Ulisse sorride e benedice anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà, e se mai tornerà. Sollecitato dal conte Triloni, dal dottor Livesey e dal resto della brigata di scrivere la storia della nostra avventura all'isola del tesoro, con tutti i suoi particolari, nessuno escluso, salvo la posizione dell'isola, e ciò perché una parte del tesoro vi è ancora nascosta, io prendo la penna nell'anno di grazia 1700 e mi rifaccio al tempo in cui mio padre teneva la locanda dell'ammiraglio Benbow, e il vecchio uomo di mare, dal viso abbronzato e sfregiato da un colpo di sciabola, prese per la prima volta alloggio presso di noi. Eccoci qua nuovamente con la mongolfiera di Radio Nostra, il giro del mondo in 80 giorni, e Rossella, adesso facciamo un viaggio incredibile con la nostra mongolfiera, stiamo tornando indietro, stiamo passando tutti i fusi orari, adesso sono l'una di notte di martedì. Rossella, chi abbiamo con noi? E abbiamo con noi Ravshan Primrazov, se non sbaglio, che si trova in un luogo che noi facciamo fatica a credere che esista davvero, perché è un luogo del mito, e siamo atterrati a Samarcanda. E Samarcanda c'è davvero. Uzbekistan, giusto? Uzbekistan. Ciao. Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno, saluti da Samarcanda, Uzbekistan. Benvenuto nella nostra radio. Allora, Uzbekistan magari è un nome che per molti di noi non dice tanto, no? Un nome Dice così. poco. Ecco, però Samarcanda, Via della Seta, Gengis Khan, Tamerlano, invece sono nomi che tutti quanti noi abbiamo sentito e che sono un po' parte del mito. Ecco. E sono tutti dell'Uzbekistan, appunto. Buongiorno a tutti. Uzbekistan, sì, hai ragione. Adesso poco conosciuto, sempre di più, perché se qualcheduno sa un po' geografia, la mappa, la storia, guarda il territorio, la zona, la Russia, l'URSS chiamavano un tempo, l'Unione Sovietica chiamavano un tempo, e lì non lontano ci sono diversi stati nati dopo 89, 90, 91, crollo del muro famoso, tra i quali c'è Uzbekistan, Asia centrale, Uzbekistan, per capire dove siamo più o meno giù sotto la Russia, Kazakistan e poi dopo Uzbekistan. La grande, sì. Nel centro dell'Asia, insomma, siamo proprio centrali. Esatto, sì. Tra la Cina e Europa, se guardate in mezzo ci siamo noi. Proprio il centro dell'Eurasia. Sì, e poi alla fine Uzbekistan come nome, uzbeko, siamo uzbeki, una nazione, non esiste da tanto, esiste da un secolo, forse un secolo e mezzo. Prima tutto era la terra dei turchi, famosi turchi, Turkistan, Emirati, Khanati, eccetera, eccetera. E dal 91 c'è questo Uzbekistan che noi stiamo facendo conoscere al mondo. E fate un'opera preziosissima, perché è un paese veramente molto affascinante per un Sì, adesso sacco abbiamo di pochissimo motivi. tempo, sì, però è ricchissima storia ricchissima, la cultura è ricchissima. Non so cosa dire. Fare in breve, a partire da Ciro il Grande fino a Gengis Khan, appunto, abbiamo parlato, Tamerlano, un po' dopo Gengis Khan, tutti questi condottieri sono stati qui. Non so se qualcheduno conosce il termine di grande gioco, un po' dopo, tra la famosa Inghilterra, la Russia, conquistare India, la Russia zarista, tutti loro si incontravano qui da noi in Uzbekistan, nelle terre che poi dopo diventa Uzbekistan, con Samarcanda appunto.
E Rashan, Mm, lo mm. stemma il simbolo dell'Uzbekistan, c'ha questo uccello, un'aquila su questa valle, Mm, valle verde col sole rinascente, però sopra c'ha esatto. la luna turca, diciamo, e poi un simbolo che è quadrato, sembra quasi quello israeliano. Ah, la stella, tipo la stella. No, 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 si confondono, tanti confondono. Quella israeliana, se non mi sbaglio, è composta di due triangoli. Quelle che c'è lì sono due quadrati, vero? Ecco, si confondono tanti. Non è israeliana, è legata a un periodo molto importante nella nostra storia, quando c'è stato uno chiamato Timur, noi lo chiamiamo in Europa, voi lo chiamate Tamerlano, e uno dei simboli che lui aveva sempre nella bandiera era questa stella, questa specie di stella. E Tamerlano ha avuto un ruolo importantissimo, no? Proprio nello sviluppo anche di Tamerlano ha fatto arricchirsi propaganda. di tanto, è uno dei periodi più importanti di splendore più grande di nostra terra. Noi siamo nel 1300, 1400. Lo mettono insieme a, non so, Alessandro Magno, Gengis Khan come condottiero, come quello che ha creato lo Stato e che copre le terre tra Asia, Europa, Cina, India, eccetera, eccetera. E lui aveva tra diversi simboli anche questa stella, questa specie di stella, che noi Con il- abbiamo messo nel nostro stemma. Eh beh, giustamente, insomma, perché ha avuto un ruolo molto importante. Senti, Rovshan, l'Uzbekistan è un paese molto vario, no? Perché ci sono diversi tipi di paesaggi e poi ci sono queste tre città incredibili anche oggi. Uzbekistan, sì, Uzbekistan è deserto, steppa, montagne, e le città importanti più conosciute sono Samarcanda. A parte Samarcanda abbiamo Bukhara, una bellissima città con la ricca altrettanta storia. Abbiamo Khiva, un'altra città molto bella, e sono tutte e tre capitali di diversi regni che sono stati nella nostra zona, nella zona di Asia centrale. Ecco, oggi chiamano tutte queste terre col termine di Asia centrale. Bukhara era capitale di un grande regno, Khiva era una capitale di un grande regno, Samarcanda capitale del regno di Tamerlano. E ci sono Sì. ancora oggi testimonianze, cioè se noi veniamo lì possiamo ancora vedere dei monumenti Sì, sì, legati. sì, se venite a Khiva potete visitare la vecchia capitale di vecchio Kanato di Khiva, quasi rimasta intera dai tempi quando c'erano ancora i Khan. I Khan sono i re, da noi si chiamavano i Khan, come da voi si chiamavano. I re da noi erano i Khan, oppure emiri. Quindi a Khiva voi vedrete i palazzi dove vivevano tutti questi Khan, governatori, uguale anche a Bukhara. Bukhara invece era un emirato. Vi faranno vedere il palazzo dell'emiro, vi faranno vedere dove loro pregavano, studiavano, cioè moschee, madrasse. Madrasse è una scuola, una specie di scuola di università. Come religione c'era l'Islam, c'è ancora l'Islam, però ecco, Uzbekistan non bisogna confondere, adesso non è uno stato religioso, è uno stato laico. Con la religione sì, siamo musulmani, però il modo di vivere di un uzbeko è diverso da quelli che voi potete incontrare nei paesi islamici. Certo, perché c'è Appunto, una anche netta per questo che separazione, no? sì, sì, Sì. sì, sì. Noi facciamo la vita normale con la fede, Islam, andiamo a pregare, poi ci divertiamo, studiamo nelle università, pure volendo possiamo andare a studiare in qualche scuola religiosa, madrasa, c'è di tutto, ecco. Si può bere il vino, si può bere la birra, che si Ah, trova sì, anche si può molto. bere birra, festeggiare, film, spettacoli, musica, c'è di tutto. Quindi una società anche molto aperta e molto in Molto, evoluzione. sì. Ascolta Ravshan, e poi a Samarcanda ci sono queste testimonianze della grandezza di A Timur Samarcanda, e sì, dei sì, sì, a suoi Samarcanda. discendenti, e lui fra i suoi discendenti ha avuto un nipote
particolarmente importante per la cultura, no? Sì, 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 a Samarcanda. Samarcanda era capitale del regno di Tamerlano. Tamerlano aveva la terra tra la Cina e Europa, fino alla Turchia, sotto India, e il centro suo era Samarcanda. Quando voi venite a Samarcanda, vi faremo vedere, per la maggior parte però, quello rimasto dal suo nipote, appunto, come hai detto te, Ulugh si chiamava questo personaggio, questa persona molto importante, grande studioso, ci sono i resti del suo osservatorio, c'è una grande scuola madrassa di questo Ulugh e nel XV secolo lui faceva dei grandi lavori come le coordinate delle stelle, lunghezze dell'anno, le coordinate delle città, eccetera. C'è tutto quello legato all'astronomia, astrologia è stato fatto a Samarcanda. Quando c'è stato questo Ulugh Beg, si chiamava nipote di Tamerlano, Samarcanda era un centro culturale non solo di zona attorno a Samarcanda, ma qui venivano dalla Persia, dall'Iran, dalla Turchia, venivano grandi matematici, scienziati, studiosi, dall'India. Anche l'India è stato sempre un grande centro importante di scienza, in particolare la matematica, e tutti loro in quel periodo, nel XV secolo, erano concentrati qui a Samarcanda quando c'era questa persona, il nipote Ulugh Beg di Tamerlano, e tutti loro dinastia di Timuridi. A proposito dell'India, in India i Gran Moghul che sono andati poi in India sono discendenti diretti di Tamerlano. Questo è molto importante perché Sì, quando si e pochi vedono lo questi sanno. monumenti, è verissimo, pochi lo sanno, e anche perché magari poi ognuno cerca, no, di attribuirsi una grandezza, ma i monumenti che si trovano appunto anche in India ricordano, adesso che abbiamo visto, magari qualcuno di noi ha potuto vedere Samarcanda, e ricordano per certi aspetti, no, quei monumenti. Quindi si vede che Sì, c'è perché è un una cultura, merito. un tipo dell'architettura che parte da qui nel 1500. Nel 1500 loro scendono giù, vanno in India, si fermano lì, sistemano lì e cominciano a creare un altro regno, un'altra dinastia. Quindi. E poi queste città che hai menzionato prima, Khiva, Bukhara e Samarcanda, erano sul percorso Di della Via Via delle della Sete, Seta. esatto, sì, Via delle Sete, Quindi siamo anche la Via grandi. della Seta è una cosa vera, non è una leggenda. Via della Seta è una cosa verissima, noi l'abbiamo avuta per parecchi secoli e tutte queste città sono così belle, sono così grandi, sono così ricche di monumenti, storia, cultura, perché c'è stata questa famosa Via delle Sete, le carovane, perché la carovana alla fine non trasportava, sì, la merce, ma insieme alla merce trasportava la cultura, trasportava la lingua, la conoscenza, i punti di vista, e tutto questo mescolato creava queste culture lungo il percorso di Via della Seta. C'è Quindi c'era passato uno anche scambio. Marco Polo. Marco Polo, uno di tanti, sì, che sono stati qui da voi, è arrivato fin qua, passato qui Esatto. e poi è proseguito avanti fino alla Cina, arriva lui. Sì. E poi Camminavano per anche anni, camminavano loro. camminavano per anni. Poi però magari c'erano questi caravanserragli, no? Che adesso sono trasformati, ma esistono ancora gli Esistono, edifici. sì, qualche caravanserraglio si può ancora vedere, sono trasformati qualche cosa, qualche caravanserraglio fa da albergo, qualche caravanserraglio fa da un ristorante con la cucina locale, qualche caravanserraglio fa da un museo. Erano dei luoghi dove loro si fermavano, si riposavano, vendevano, compravano. Luogo della sosta in città, nel deserto, in montagna erano dei punti molto importanti, molto E, importanti. e c'era anche uno scambio di tecnologie, no? Per esempio la carta, che è un Certo, materiale sì, importantissimo, certo, e da sì. noi prima si scriveva sulle pergamene ricavate degli animali, voleva dire un materiale costosissimo e solo pochissimi potevano permettersi, no? Di avere dei Sì, libri, sì. solo magari, non so, la chiesa, così. Sì, la carta, sì, la carta è molto importante, la carta per sviluppo di cultura, di scienza.
Da noi arriva la carta, direi prima che arriva da voi. Scusate qui. Sì. La carta qui cominciano a produrre a Samarcanda appunto nel 750-60, nell'VIII secolo qui già hanno iniziato a fare la carta vera e propria come la conosciamo noi oggi, fatta di legno, per farvi capire, oppure quella in particolare nostra la fanno di corteccia di un albero, gelso si chiama, che si usa anche per la sete, ecco, tutto legato alla sete. E hanno iniziato a fare questa carta, poi la produzione di carta va oltre, va avanti verso l'ovest, verso di voi, e tutto questo soltanto la tecnologia di fare la carta e di produrre la carta spinge molto molto forte lo sviluppo di tutta cultura, scienza soprattutto, perché prima per lasciare qualche cosa di scritto uno studioso doveva avere questo pergameno oppure papiro che erano costosissimi. Non si potevano permettere tutti questi studiosi di lasciare i loro testi. Con la scoperta di carte invece è più facile, meno costoso, e lasciano i loro lavori che arrivano fino ad oggi. Abbiamo questi esempi di loro lavori del 1500-1400 fatti su questa carta. Che si fabbrica ancora, no? Quella di gelso. Quella di gelso. C'è ancora un centro bellissimo a Samarcanda, fondato da una famiglia che loro sono riuscite a ricostruire completamente, 100% questa tecnica di produzione di questa carta di Samarcanda o carta di gelso la chiamano. È uno dei luoghi bellissimi, interessanti, molto che si può vedere e conoscere nel nostro paese, in Uzbekistan, a Samarcanda, insieme agli altri artigiani. Allora, per arrivarci, in che periodo è meglio venire in Uzbekistan nel periodo dell'anno? Quale è il migliore? Sì. Tipo, guardate, da noi in breve il clima, come è fatto in Uzbekistan? Adesso da noi freddo, d'inverno molto freddo, l'estate molto caldo. Per venire, meglio forse venire nei mesi di aprile, maggio, un po' inizio giugno, luglio molto caldo, fa molto caldo, vengono molto meno perché fino a 40-45 arriva il caldo a luglio. Ma bellissimo anche col caldo vedere il nostro paese. Quindi guardate, aprile, maggio, inizio giugno, poi metà agosto fino a agosto, settembre, ottobre, più o meno, questi periodi. Primavera, autunno. Bene. Primavera, autunno. Ovviamente con l'aereo ci si impiega, si fa prima, insomma, no? Sì, l'aereo Italia qui sono, quante ore sono? 5 ore, 4 ore, 6 ore. Poi ci sono diversi voli, diverse opzioni. Oggi non siamo più nei tempi di Via delle Sete, quando ci volevano anni per venire dall'Italia a Samarcanda. Si fa prima oggi. Ma dal punto di vista turistico, Ravshan è un paese sviluppato, cioè troviamo alberghi adeguati. Adesso sì, pian piano direi che quasi ci siamo arrivati. Alberghi ci sono, il livello di alberghi sta sempre aumentando, il personale sta studiando come lavorare, i servizi, i ristoranti, sempre meglio, perché alla fine come turismo vero in Uzbekistan esiste da poco, 10 anni, 15 anni forse, perché prima, ripeto, tutto questo era l'Unione Sovietica, era una terra chiusa al turismo, ma che turismo? Non se ne parlava neanche. E poi dopo 91-92, non 90 neanche, dal 2000 circa, Uzbekistan ha iniziato a investire nel turismo, infrastruttura, sistemare le strade, che continuano ancora, costruire alberghi, ristoranti, agenzie, tour operator, tutto questo da poco. Però sì, Uzbekistan adesso direi che è pronto ad ospitare voi turisti stranieri. Sì, io dopo ho visto che appunto ho sentito ristoranti così, il cibo più classico, diciamo, dell'Uzbekistan. Il cibo
Conosciuto da voi oppure classico nostro? No, Non classico. conosciuto da voi. Allora, facciamo tutte e due, conosciuto da noi e classico vostro. Quella conosciuto da voi, forse voi potete... Uzbekistan, ecco la base di cucina uzbeka è la carne. Ci piace la carne. Manzo, un po' agnello. Maiale difficilissimo, quasi impossibile trovare, perché nonostante che ho detto siamo paese laico, però la maggior parte siamo musulmani, quindi con maiale un po' c'è difficoltà. Manzo, carne tanta e tanta verdura. Tanta verdura. Molto buona. Sì, di quello conosciuto forse la carne arrostita, il classico tipico. Quello poco conosciuto all'estero, ma il tradizionale più importante della nostra cucina, un piatto che si chiama plov, non lo chiamiamo, composto di carne, riso, verdura, carota. Questo è il piatto tradizionale uzbeko, centroasiatico direi. Se andate su internet, Google, mettete plov, vi appare un bel piatto pieno sì, di tutta questa cosa. E poi tante verdure, tante zuppe. Noi abbiamo, che anche fa parte della nostra cucina. E la zuppa noi la prendiamo non soltanto d'inverno, quando come adesso fa freddo, ma anche a luglio, quando 46 gradi all'ombra a tavola abbiamo una bella zuppa bollente. Questa è la nostra cucina. E anche molta zucca, no? Si trova la zucca. Zucca, sì, altra verdura, zucca buonissima, dolcissima. Abbiamo buonissime zuppe passate, creme di zucca, patate. Quei ravioli ripieni, manti, sì. Manti. Ieri avevo mangiato questi manti a cena, abbiamo avuto con zucca, un po' cipolla, sì, simile a quelli, non so, forse in Cina si trovano un po' cotti a vapore, ravioli grandi, anche da noi. La cucina nostra, ecco, appunto, è molto influenzata da cucina cinese, indiana, perché si ritorna sempre ai tempi di Via della Seta, sono stati tutti loro a passare noi e qualcheduno ha lasciato qualche cosa di suo. Certo. Nella nostra E poi il tè naturalmente, no? A proposito anche di Cina. Il tè a proposito, sì, il tè da noi, come forse da voi in Italia il caffè, Sì. Da noi il tè, forse ancora di più, il tè da noi c'è sempre, nei ristoranti, locali, nei ristoranti delle città adesso, ora proprio hanno iniziato a chiedere se qualcuno vuole il tè. Se voi andate in qualche locale in campagna, nessuno non vi chiede vuoi il tè, non vuoi il tè. Lo portano. E poi una cosa che stupisce, ecco, che stupisce noi, così che purtroppo siamo abituati a cose un po' commerciali, spesso non è la bustina, sono proprio le foglie, una ciotolina con le foglie. No, il tè nelle Molto bustine non ci meglio. piace. Bravi. Il tè non lo vogliamo vedere, annusare, capire che foglie siano. Quelle delle bustine non sappiamo cosa ci sia dentro. Bravi. Questo è vero, sì. Va bene, ascolta, dopo avete anche un territorio dalle montagne alle pianure, al lago, avete un pezzo di lago Ararat è vostro, no? Aral. Sì, scusa. Sì. Sì, abbiamo ecco, deserto, tanto montagne, un po', diversi laghi. Ecco, forse Uzbekistan come nome non è conosciuto, ma Aral, il nome del lago, che c'è ancora, prima ce n'era di più, che si trova nel territorio tra Uzbekistan e sopra abbiamo un altro stato, Kazakistan. Ecco, questo nome di Aral è abbastanza conosciuto nel mondo come lago in generale, ma soprattutto come lago che si sta sparendo purtroppo. E di questo ci racconterai un'altra volta, perché è una storia un po' triste, ma molto interessante. Ecco. Va bene, allora faremo un altro collegamento prossimamente.
Allora, intanto Ravshan, complimenti per il tuo italiano che è veramente stupefacente. Sì. Dovete Ma tu ringraziare l'Università di Stati di Lingue, sì, hai Samarcanda, studiato in Italia? Ah, non in Italia, Samarcanda, che Italia? a Samarcanda. No, Quindi davvero, non scherzo. un bravo studente che ha avuto dei bravi insegnanti, allora. Sì, sono stati molto bravi. Beh, Bene, va bene. anche lo studente. Allora, magari ricordiamo che Ravshan è fra i collaboratori di un'agenzia che si chiama Uzbek Tours e che fa attività di incoming, e quindi senza passare attraverso agenzie magari che poi fanno aumentare i costi, ecco, possiamo rivolgerci a lui, e come sentiamo non c'è nessun problema di lingua, per conoscere veramente un paese di grandissimo, Volentieri, no? grazie. Sì, volentieri vi faremo conoscere il nostro Uzbekistan. Perfetto. Grazie mille, Ravshan. Grazie Grazie a mille. voi. Adesso dobbiamo riprendere la nostra mongolfiera e tornare indietro. Abbiamo un bel viaggio. Mettiamo un attimo un brano musicale un po' più lungo del solito. Ciao, grazie, alla prossima. Ciao, arrivederci. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda! Davom etamiz. Assalomu alaykum. Hey, qo'shni Ziyoda opa. O'la beshuddaman. Kecha erim kechgan degani. Voy bo'lmasam. Menimcha boshqasini topmagan, sizga buni aytmagan. Rus qiz bilan ko'rdim bitta restoranda. Opa, nega aldaverasiz, bidir qilaverasiz. Ocham ham bor edi o'sha restoranda. Nima? Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yak yagonam deganding ku joyim. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yak yagonam oqartirdi sochim. Oldin eshitilyapti. Jon qo'shnim Asalxon singlim. Opa, shoddaman. Adashtimmi yoki men balkim? Voy bilmasam opa. Avval tunda yurmasdi, ruschani ham bilmasdi. Birga borib ko'ramizmi restoranga? Xotin, rejalarimiz, pocha buzildi rejalarimiz. Tug'ilgan kuning gaplashgani, borgan edik restoranga. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yak yagonam deganding ku jonim. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yak yagonam oqartirdi sochim. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yak yagonam deganding ku jonim. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yak yagonam oqartirdi sochim. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yak yagonam deganding ku jonim. Chak tomadi yoshim. Voy og'rib ketdi boshim. Yak yagonam oqartirdi sochim. Sog' bo'linglar. Rahmat. Tabriklayman yana bir bor. Rahmat. Keldingiz. Ijodiylarga ulkan omadlar tilab Rahmat. qolaman. Shundoq keldingiz, urushtirib ketdingiz. Ha yo'q a. Ziyoda, qarshi kelib bo'lsan. Tabriklayman. Bene, abbiamo sentito Rossella Zioda, Kosh Nilar, è il brano che va per la maggiore adesso in Uzbekistan, ha milioni di visualizzazioni. E quindi speriamo che YouTube ce lo tenga. Per chi
ascolterà YouTube le prossime settimane, se ce lo tagliano non sentirà il brano, lo può sentire magari sul podcast su Spotify, che lì non ci tagliano nulla. Quindi Rossella, siamo arrivati un po' in affanno con la nostra mongolfiera, il viaggio era abbastanza lungo. Abbiamo una mongolfiera super efficiente. E abbiamo tirato dritti, abbiamo sorvolato. fatto cos'era? La linea Kiev, il passante 5, cos'è quello europeo, Kiev, Portogallo, e ci siamo fermati a Madrid. A Madrid abbiamo Giorgio Guglielmi. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Buonanotte, grazie per Mi l'invito. avventuro e quindi dico buonasera professore. Sì, perché parliamo in italiano, perché è il vicepreside della scuola italiana a Madrid, giusto? Certamente, sì. Vicepreside sì, però non ho lasciato completamente l'insegnamento. Quindi, insomma, continuo a curare direttamente l'aspetto didattico-pedagogico, affiancando anche un pochino la questione, diciamo, prettamente amministrativa. Quindi non ci si annoia, va bene. Assolutamente, non c'è proprio tempo né spazio per annoiarsi. Allora, noi prima di tutto siamo curiosi di sapere perché c'è una scuola statale, perché si tratta di una scuola statale italiana a Madrid. Sì, dunque le scuole statali italiane in giro per il mondo sono 7. Ricordo che è stata chiusa per questioni, insomma, diplomatiche legate un po' anche al governo locale la scuola statale di Asmara, che era presente da tantissimi decenni. Ma diciamo che la ragione è la presenza di scuole statali, quindi di scuole come le troviamo nelle nostre città, sono ragioni storiche, anche perché l'Italia da tantissimi anni ha deciso di utilizzare come mezzo anche diplomatico, di relazione, oltre alle relazioni commerciali, economiche, insomma culturale in generale, anche quella dell'educazione. E dunque è stato uno dei capisaldi anche diciamo, dell'incontro con altri paesi e con altre civiltà. La scuola statale italiana di Madrid è la più grande scuola all'estero del mondo ed è stata fondata nel 1940, dunque tantissimi anni. Sì. Diciamo, è grande anche proprio come edificio, è molto imponente. Sì, ci sono quasi 800 studenti, quindi insomma più tutto il personale che ci lavora, parliamo di 1 migliaio di persone, insomma un piccolo villaggio, ecco. Ecco, questi studenti sono spagnoli, sono italiani, chi sono? Dunque possiamo dire che il 30% circa ha cittadinanza italiana, la restante parte sono spagnoli o addirittura hanno anche altre cittadinanze. Dunque non è tanto il fatto di non voler privare i figli di un cordone, diciamo, educativo, ombelicale educativo con l'Italia, ma è proprio la didattica, la scuola italiana che attira diciamo, i cittadini di Madrid. Anche perché è una capitale, quindi ci saranno molti internazionali che sono lì, no? Con le famiglie. Sì, questo sì. Abbiamo diverse persone che arrivano dall'Italia e sono qui per un periodo di tempo e quindi in qualche modo hanno ancora questo legame molto forte con l'Italia. Poi bisogna dire che una grande fetta è anche costituita dalla comunità italiana a Madrid o addirittura sudamericana, che poi si è spostata qui per questioni molto spesso di lavoro legate alla professione. E quindi è una comunità diciamo radicata
che comunque non ha continuato a desiderare per i figli l'educazione italiana, anche se talvolta gli stessi genitori sono già nati qui o addirittura in Sud America, quindi resta il prestigio. Sembra strano perché in Italia spesso ci si lamenta della scuola in tutti i modi, però insomma in giro per il mondo è apprezzata la scuola italiana, e forse dovremmo apprezzarla anche in Italia stessa. Noi abbiamo questa tendenza all'autoflagellazione, no? È uno Sì. degli sport nazionali. Vabbè, c'è sempre margine per migliorare, quindi la critica è sempre positiva, però insomma, visto che viene apprezzata così all'estero, forse tanto male non è, ecco. E quali ordini ci sono? Anche la scuola primaria o solo la superiore? Nell'edificio noi troviamo dalla scuola dell'infanzia, quindi dei bambini di 3 anni, fino al liceo. Quindi ci sono praticamente tutti gli ordini di scuola, sono praticamente coperti. Ecco. Ha un nome la scuola, perché abbiamo visto che a Addis Abeba era Galileo Galilei. La vostra? Dunque, la nostra è conosciuta come Scuola Statale Italiana di Madrid, e il suo nome è caratteristico. C'è il liceo che si chiama il liceo scientifico di ordinamento e si chiama Enrico Fermi, però sostanzialmente la Scuola Statale Italiana di Madrid è il marchio, insomma. No, stavo chiedendo le lingue, quindi tutte le materie si fanno in italiano, giusto? Sì, la scuola è tutta in italiano, abbiamo naturalmente l'inglese, che è una lingua insomma che troviamo in tutte le scuole, e poi c'è una fetta di orari. Sì, c'è un pacchetto di ore, diciamo così, che viene lasciato allo spagnolo, non solo come lingua e letteratura, ma anche alla storia, alla geografia e all'ordinamento politico-costituzionale spagnolo, in modo tale che gli studenti escano dalla nostra scuola, diciamo, con il diploma liceale, con un diploma di liceo scientifico, ma in realtà abbiano anche un certo grado di conoscenza della cultura del paese in cui vivono. Ecco. Beh, certo. E ci sono attività particolari che ritieni di raccontarci, così extrascolastiche? Sì, dunque c'è tutto un apparato di attività ad esempio per il pomeriggio, specialmente per i bambini. Abbiamo tutta una serie di associazioni che fanno poi capo anche, insomma, alla fine la Camera di Commercio italiana, le varie associazioni di cittadini italiani, che in qualche modo cooperano con la scuola italiana, organizzano attività sportive. Ci sono, ad esempio, va molto forte in questo periodo la squadra italiana di rugby per i bambini e per i ragazzi, aperta a tutti i ragazzi e ragazze, dunque così. Ci sono poi tornei appunto sportivi, ci sono attività normali, ludiche, artistiche, pratiche, dai più grandi ai più piccolini. Ci sono attività di teatro, sia ospitando noi compagnie di professionisti che arrivano dall'Italia, cercando di offrire questi spettacoli gratuitamente sia ai nostri studenti sia alle famiglie o comunque alla cittadinanza, aprendo l'Aula Magna, che è anche un bellissimo teatro, e quindi queste sono attività che si fanno sia al mattino e poi di solito si replicano in orario, diciamo, tardo pomeriggio o sera, per poter aprire anche le porte ai cittadini. E poi abbiamo dei laboratori di teatro che hanno riscosso anche un certo successo con le rappresentazioni. Insomma, ci sono attività per permettere di preparare l'esame per il diploma ufficiale che si chiama CILS dell'Università di Siena, per chi volesse avere un diploma ufficiale con validità internazionale della lingua italiana. Insomma, ci sono diverse, è stato fatto il Cineforum, insomma, ospitiamo diverse... Una scuola molto viva, ecco, molto e anche viva. mi pare di capire integrata nella città, cioè Assolutamente. Bisogna dire una cosa, che
Quando poi l'Italia si è, insomma, essendo nata nel 1940, la scuola evidentemente era nata all'interno di alcune relazioni storico-politiche e sociali, insomma, abbiamo tutti presenti. Poi l'Italia ha seguito un altro percorso storico e ha avuto un'altra evoluzione. Mentre la Spagna è rimasta, diciamo, fino ad una certa epoca, insomma, nel 75, legata invece ad un certo patrimonio storico. Diciamo che la dittatura è finita prima in Italia, ecco, giusto per Bene, sì, io volevo insomma restare così più neutro nelle questioni, ma io lo però posso dire. diciamo anche così, storicamente. Diciamo. Quindi nel 1945, insomma, con la fine della seconda guerra, l'Italia poi si è liberata dalla dittatura, è diventata una repubblica, mentre in Spagna fino al 75 c'è stata una dittatura anche abbastanza, sì, chi ha viaggiato in quell'epoca in Spagna si ricorda anche una polizia o anche gli anni subito successivi, perché poi non è che le cose cambino in un minuto, no? Una polizia per esempio molto, sì, che non andava tanto per il sottile, anche se superavi i limiti, ecco, per dire. E adesso, Giorgio, com'è vivere a Madrid, vivere in Spagna? Ma dunque, adesso io trovo un'esperienza molto interessante, appunto, perché innanzitutto c'è innanzitutto, ad esempio, per quanto concerne Madrid, c'è un grande senso di libertà per quanto riguarda la mobilità, nel senso che è una città nella quale si può vivere come molte capitali europee o anche città europee in generale, senza auto. Senza auto perché i trasporti sono efficienti, sono frequenti, sono puliti, di solito poche volte, tranne le ore di punta, proprio i momenti di punta, ma sono leggermente affollati, però insomma c'è questo senso di libertà, di mobilità, ed anche insomma per quanto riguarda il trasporto integrato, c'è questa sensazione di poter comunque essere sempre in marcia, ecco. E quindi ad esempio l'auto non è un problema, io vivo senza auto da anni qui e l'unica volta che la uso è quando torno in Italia, perché effettivamente è indispensabile. È vero che siamo anche una capitale, magari in un piccolo paesino, certo in mezzo qui alla Sierra, alle montagne che circondano Madrid, evidentemente potrebbe essere indispensabile, però ad esempio insomma basta andare a Milano o Roma se vogliamo prendere semplicemente diciamo, una città come metro di paragone in Italia, e il trasporto pubblico cioè non è così soddisfacente, devo dire la verità, dalla parte del cittadino, parlando dalla parte del cittadino. No. E poi in generale, appunto come stavo dicendo prima, la scuola italiana qui è stata sempre diciamo, un luogo di democrazia e di pensiero liberale, quindi per questo che è anche sempre rimasta un po' nel cuore della città. E ancora oggi in Spagna quello che vedo, o almeno la sensazione che ho io, è di una grandissima tolleranza, cioè sono molto ferrei nel rispetto delle regole, anche se poi insomma il cittadino spagnolo lo assimiliamo molto al cittadino italiano, perché comunque piace insomma far festa, chiacchierone, rumoroso, festaiolo, però ad esempio le norme vengono fatte rispettare e il cittadino le rispetta comunque già diciamo, di propria volontà. Ad esempio alla fermata dell'autobus è facile vedere la fila come si può vedere a Londra, sì, come si vede a Londra. E non il grappolo. Sì, a partire dalla pallina dell'autobus c'è la fila che si sviluppa, chiunque arrivi rispetta la fila e chi non la rispetta viene severamente richiamato, quindi insomma sono cose interessanti. E poi comunque sia tante altre cose qui non fanno più rumore. Adesso io non voglio entrare in valutazioni perché insomma evidentemente ogni ascoltatore avrà una sensibilità personale nei confronti di molti temi, però ecco
su molte questioni. Cioè, per esempio, due ragazzi che camminano dandosi la mano non vengono picchiati, ecco, diciamo, no? Ogni tanto si sente anche qui in giro al notiziario qualche atto di omofobia, però insomma è una cosa rarissima e comunque non fa effetto, ecco. Dunque adesso io non do valutazioni, però ecco, non fa effetto, quindi questo si ha una sensazione, comunque nonostante sia una città di milioni di abitanti, una sensazione di andando in giro per la strada di una certa serenità e anche di una certa sicurezza. Ecco, non mancano qui le zone calde, bisogna sempre guardarsi le spalle, fare attenzione, come evidentemente come dappertutto, però la sensazione è una sensazione di una vita comunque più serena. E comunque il controllo del territorio da parte della polizia è stretto, la polizia è molto presente e insomma si ha questa sensazione. Ecco, non si ha mai, almeno a mio parere, la sensazione che sia terra di nessuno. Ecco, invece è terra dei cittadini, insomma, che vivono tranquillamente. Poi, ripeto, una città tanto grande, in senso statistico, in Spagna ci sono crimini, c'è tutto quello che purtroppo non dovrebbe esserci, però ecco, la sensazione non è quella. Insomma, non è poco, Io volevo tornare un attimo alla scuola. C'è un certo orgoglio insegnare così su una scuola italiana all'estero che non su una scuola italiana in Italia? Ma devo dire la verità, personalmente non ho cambiato atteggiamento. Ero orgogliosamente convinto del mio modestissimo ruolo sociale ed anche, insomma, così, proprio nei confronti degli studenti quando lavoravo in un liceo italiano e sono nello stesso modo convinto qui in Spagna. La questione è al di là delle questioni salariali, sindacali e delle sciocchezze che si leggono a volte su certe pagine Facebook, insomma, dove ci sono persone di 50 anni che ancora pensano sì, mi ricordo quando la professoressa di matematica voleva bocciarmi perché se evidentemente sei arrivato a 50 anni pensando e hai quel chiodo fisso ancora la professoressa di matematica che in terza media voleva bocciarti, evidentemente è una vita, non lo so, non avrei avuto nessun'altra esperienza significativa, anche qui non voglio criticare, però insomma un pochino ci sta anche. Ecco, no, diciamo che un po' il centro, secondo me, il fuoco da tenere è sempre su cosa stiamo facendo nella nostra società, nel senso che ti affidano dei ragazzini, parlo del liceo perché è la mia esperienza, in prima liceo e quando devono fare un temino sulla pace nel mondo, sudano le 7 camicie e poi li vedi dopo un po' di anni, e gli stessi ragazzini, se hai la fortuna di seguirli per tutto il corso del liceo, che escono a 18 anni, che sono uomini, donne, e con tutti i loro difetti, ancora l'esperienza che devono fare, però ti elaborano magari una riflessione storica, filosofica, sociologica, di un certo spessore, di un certo livello. È lì che vedi, allora a questo punto, che cosa vuoi fare? Qual è il tuo contributo al mondo, alla società? Cioè, come vuoi che sia il mondo tra 15-20 anni? E allora investi su questi ragazzi che saranno i futuri cittadini, ecco. Dunque la dimensione è quella. Se si pensa semplicemente alla questione stipendiale, che è sacrosanta perché viviamo con lo stipendio evidentemente, però non è solamente quella, le due cose vanno secondo me scisse, ecco. Va bene, senta, noi abbiamo la nostra mongolfiera qua in Calle Agustín de Betancourt, che abbiamo visto che ci sono i vigili qua che ci guardano in malo modo e quindi dovremo alzare e torniamo dalle nostre parti. E niente, la salutiamo, grazie per questo incontro Grazie a voi. e niente, buona Spagna, buon italiano e buona vita. Bene, allora buenas noches. Buenas noches. Arrivederci.
Hasta luego. Ciao. Hasta luego. Grazie Ciao. mille, Ciao. prof. Ciao, arrivederci. Bicicletta, coi cerchi un po' storti e di fretta, mentre vado al lavoro coi freni che vanno di merda, la strada bagnata, lo smog nella testa e il rosso aspetta, ma tu passi tranquilla ed assorta nei pensieri di quella rivolta che tanto sognavi tra i testi di Nietzsche e i miei freni in ferie forzate, un impatto tipo asteroide. Io sporco d'asfalto e tu pure mi fai le tue scuse, ma scusa di cosa? Ho il cuore alla ma sei bella e io sconvolto, il sangue dal naso un po' rotto, ti aiuto a stare in piedi e ti invito in un caffè, mi guardi e mi dici sei buffo, io ho perso di te già da un'ora, ti bacio e comincia la lotta che cambia le cose anche dentro di me. Mi piace tanto usare l'immaginazione per poter parlare di rivoluzione, quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta. Che profondo il mare, dai lascia quel megafono e facciamo l'amore, che domani io sveglia presto devo lavorare, non si pagherà da solo quel monolocale, ma aspetta non andare, no, radicale tamerò, radicale tamerò, non andare adesso, no, radicale tamerò. Mi presenti ai tuoi amici del centro e mi guardi da lontano mentre fanno discorsi importanti, partecipo poco che non ho studiato e mi trattengo che se bevo troppo va a finire ti dico ti amo, sarebbe scortese anche poco educato, e già scrivo bene. La tua amica che spesso mi chiede cosa sei tu per me, cosa voglio da te, esponendo teorie articolate su chi perde in amore. Sei bella e io sconvolto, col sangue dal naso un po' rotto, la manifestazione è andata male, entriamo in quel caffè, mi guardi e mi dici ti amo, è meglio se usciamo dal retro, da domani comincia la lotta che cambia le cose anche dentro di te. Mi piace tanto usare l'immaginazione per poter parlare di rivoluzione, quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta. Che profondo il mare, dai lascia quel megafono e facciamo l'amore, che domani io sveglia presto devo lavorare, non si pagherà da solo quel monolocale, ma aspetta non andare, no, radicale tamerò, radicale tamerò, oh, non andare adesso, no, radicale tamerò. Per poter parlare di rivoluzione, quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta. Che profondo il mare, dai lascia quel megafono e facciamo l'amore, che domani io sveglia presto devo lavorare, non si pagherà da solo quel monolocale, ma aspetta non andare, no, radicale tamerò, radicale tamerò, non andare adesso, no, oh oh, radicale tamerò. Radicale, il diplomatico. Non sarebbe d'accordo. Boh, ecco, adesso è finito. Il radicale, dicevo, il diplomatico, il collettivo. Nico Nanco, non hai ancora finito, ma adesso lo finiamo. Eccolo qua, è finito. E Rossella, il diplomatico e il collettivo Nico Nanco sono andati in finale al premio De André che verrà fatto, esatto, a Roma il prossimo mese, quindi io quasi quasi li chiamerei e sentirei, Chiamiamoli, ci facciamo raccontare questa esperienza così, perché insomma, insomma, arrivare a un premio nazionale così in finale non è cosa e direi, credo anche così di qualità visto a chi è intitolato, no? Ah beh, certo, sicuramente.
Mentre adesso noi siamo collegati con Porcia, oggi la mongolfiera gira, oggi gira e a Porcia chi troviamo, Rossella? Non so, non credo che siamo a Porcia, però siamo in provincia di Udine da Maddalena Bolognesi di benessere su misura e in questi giorni così freddi e umidi ne abbiamo proprio bisogno e in questo cambio anche di stagione, insomma, che per l'organismo è sempre un po' stressante. Benvenuta Maddalena. Buongiorno, anzi buona serata ragazzi, bentrovati. Grazie per l'invito, è sempre un piacere passare da queste parti. Allora, di che cosa ci parli? Ma appunto l'avevo intitolato pretenzioso, se vuoi, l'incontro, ma ben mi ricordo che una delle volte in cui vi ho parlato, vi parlavo del fatto delle medicine tradizionali, no? E di come noi conosciamo quasi più le medicine tradizionali degli altri popoli, conosciamo la medicina tradizionale cinese, quella ayurvedica, ma ci dimentichiamo sempre che l'Italia è la patria della medicina tradizionale mediterranea, la grande scuola medica salernitana, no? E la tiro sempre presente perché da questo grande corpus, che è quello appunto che ci ha regalato poi le basi della medicina popolare tradizionale, esiste un modo di pensare che noi abbiamo assolutamente ereditato, è anche un modo di dire tipo c'è freddo, riscaldati, sei infiammato, raffreddati, c'è l'intestino infiammato, bevi qualcosa che rinfresca la malva, ad esempio, e non c'è nonna che non abbia un trucco di questo tipo che comincia con queste parole qua nell'armadio, no? E lo dico perché appunto arriva adesso questa stagione qua, che non è più la stagione del sistema immunitario, a dir la verità, perché la stagione in cui si lavorava sul sistema immunitario, sul rinforzarlo e soprattutto sul rinforzare il sistema immunitario intestinale era l'autunno. Quindi l'autunno, che di solito comincia a fine agosto con la pioggia che rinfresca il bosco, era il momento giusto appunto per proteggersi. Per carità, se non l'abbiamo fatto prima, ben venga appunto il fatto di proteggersi adesso. E visto che appunto si parlava prima in sottofondo di raffreddoroni, di vari malanni magari appunto che ci trasciniamo a lungo, banalmente se il nostro intestino comunque funziona può bastare cominciare con una bella supplementazione di vitamina C e di fermenti lattici, soprattutto la classe dei bifidi, che sono quelli che vanno a lavorare molto bene sul nostro sistema immunitario intestinale. Quindi diciamo come integrazione di questi tempi, se appunto non l'abbiamo fatto prima o se c'è successo di tutto cammin facendo, può andare benissimo appunto anche ricordarsi di queste cose, che se lo dobbiamo tradurre in termini alimentari è la stagione appunto delle spremute di arancia e limone magari, e colgo sempre l'occasione per ricordare che chiamasi spremuta di arance e limone, una spremuta fatta con 2 arance e mezzo limone, non c'è bisogno di sacrificare mezza cassetta d'arance ogni mattina, perché il troppo di quello che fa bene alla lunga non va bene neanche lui. Mentre invece per i bifidi batteri appunto o li trovate in farmacia oppure cominciate a utilizzare un po' di cibo fermentato, come possono essere, se li trovate, da noi abbiamo ancora piccoli produttori che stanno cominciando a lavorare molto bene con i fermentati, perché il problema è che nella grande distribuzione i fermentati sono pastorizzati. Perciò se vi capitano dei krauti, del kefir, dello yogurt, o se anche da voi adesso ci sono piccoli agricoltori che si stanno dando i fermentati, potrebbe essere una buona idea. Ma di suo l'inverno dovrebbe essere la grande stagione dove si sta attenti al freddo umido, perché è soprattutto il freddo umido che dà fastidio e voi siete la patria del... Non riesco a immaginare un posto più freddo umido. Dove siete? Ed è verissimo, a parità di gradi abbiamo sperimentato tutti che a parità di gradi, gli stessi gradi secchi o umidi
vengono percepiti in modo completamente diverso e la sofferenza aumenta. Esattamente, e secondo la nostra medicina tradizionale, gli organi che sono da preservare nel freddo umido sono due, i polmoni e i reni. Tanto è vero che appunto l'inverno è momento di malattia sia per i polmoni, ma anche per i reni e per reni appunto la medicina tradizionale intende tutto quello che è collegato con l'acqua. Quindi non solo perché c'è freddo e quindi ci si contrae magari la schiena e quindi appunto sentiamo più stilettate nella zona lombare, no? Ma anche perché appunto i reni tutta la loggia acqua, quindi ad esempio potremmo avere problemi di pressione durante questo problema, o chi ha problemi appunto di ipertensione potrebbe vedere nei mesi dell'inverno un peggioramento in questo senso. Come si cura diciamo il freddo umido? A colpi di calore che può essere la classica serpina della nonna, diciamocelo, perché l'importante è che il polmone non incontri mai un umido troppo freddo di mattina. Quindi la classica nonna che ti mandava appunto a scuola intortato in 5 giri di sciarpa, se uscivi alla mattina alle 7, aveva un suo perché. Quindi mai appunto, soprattutto perché magari siamo in case riscaldate e usciamo con la folata di vento freddo, quindi sempre molta attenzione agli sbalzi molto bruschi che ci portano appunto dal caldo al freddo. E a livello alimentare la pianta principe che va a tonificare i nostri polmoni sono i broccoli. Quindi in questo periodo, ragazzi, broccoli in tutte le salse e tutte le verdurine verdi appunto che appartengono, quindi anche cavolo romanesco, quindi tutto quello che appartiene alla famiglia rape e cavolfiori, se poi hanno una nota di verde, verza ad esempio, vanno proprio più che bene perché vanno a tonificare questo. Tanto è vero che appunto non a caso i broccoli adesso stanno conoscendo molta stima proprio per il contenuto in antiossidanti che va a lavorare veramente bene in questa direzione. Mentre invece un classico del portiamo un pochino di calore nella nostra alimentazione, nella nostra giornata, che è valido soprattutto per i reni, è il classico rimedio dell'acqua calda. Avete presente quando consigliano alzati alla mattina e bevi un bicchiere di acqua calda? Ecco, è quel calore di inizio giornata che aiuta a svegliare meglio l'organismo e secondo la medicina tradizionale il miglior addizionatura all'acqua calda che possiamo fare di questi tempi è il miele, perché è un tonico corroborante, quindi va anche molto bene proprio per accompagnarci in quello che potrebbe essere la stanchezza di stagione. E in particolare se abbiamo un po' di tosse, raffreddore, eccetera, il miele di tiglio. Se invece vogliamo essere in linea con la stagione e tonificare il rene, il miele di castagno. Se invece siamo sotto stress perché arrivano i parenti e le feste di Natale sono qui, il miele di arancio andrà benissimo. Ah beh, è facile curare lo stress col miele di arancio, non è una grande... Voglia d'un mondo, no? Sulla marmellata pare che non ci si abbia lo stesso effetto. La vita è dura. Ma prima ne ho fatta un sacco. Speravo che andasse. Con anche l'arancio amaro? Sì. L'arancio amaro che qui non si trova molto comunque. Infatti. È uno dei problemi. Va bene, quindi... Avete domande al riguardo? Qualcosa tipo la Maddalena risponde? Lascerei parlare per ore, guarda che sto prendendo appunti, perché... Quindi questo freddo umido lo dobbiamo contrastare con il calore. Esatto, quindi banalmente... a tavola, per esempio, con i cibi, con quello che ecco, siccome è un freddo umido, più c'è freddo umido, banalmente bene il calore, ma non eccedere con le zuppe, perché le zuppe è vero che sono calde, ma è anche tanta acqua. E quindi?
E quindi appunto vanno bene i tè, vanno bene le tisane, vanno bene le zuppe, ma non annegarsi dentro. Senza esagerare. Esatto, assolutamente. Questo è soprattutto valido soprattutto per chi ha problematiche di freddo di tipo croniche, come ad esempio i reumatismi, che diventa appunto col freddo umido rigidità osteoarticolare. Ascolta Maddalena, invece, siccome adesso cominciano anche le cene, improvvisamente in dicembre tutti quanti si amano tantissimo e tutti vogliono andare a cena con tutti, no? E la palestra, e la piscina, e il coro, tutto qua, tutto deve avere il corso di uncinetto, tutto deve essere coronato da una cena. Allora, magari dei giorni vogliamo stare un po' più, che siamo a casa, così vogliamo stare un po' più in linea. E cos'è che possiamo mangiare per così cercare di limitare i danni? Allora, guarda, qui devo dire che ogni nutrizionista e ogni scuola di pensiero c'ha la sua formula magica. Però volendo, il vero cibo antiossidante in assoluto sono la frutta e la verdura. Quindi il fatto di fare un pasto dove c'è una buona presenza di verdura e magari appunto un po' di meno di proteine e di carboidrati per riprenderci dai pasti potrebbe essere un'idea. Avete presente il piatto di Harvard? No. Allora, se fate una ricerca su internet e cercate piatto di Harvard, è una interessante proporzione su come dividere i macronutrienti nel nostro pasto. E praticamente immaginate di avere un piatto da secondo e idealmente lo dividete a metà e una metà è occupata tutta dalla verdura. Un terzo è occupato dai cereali, soprattutto semi-integrali o in chicchi, e un altro terzo è occupato da proteine, appunto, diciamo le famigerate proteine nobili, quindi carne, pesce, ma anche legumi, eccetera. E se ci pensate a un piatto unico dove non manca niente, per cui uno non si sente poi punito dopo il cenone o punito dopo appunto la cena delle amiche dell'uncinetto, perché appunto poi psicologicamente non vale la pena, però appunto si ritrova tutto con il vantaggio appunto di essere estremamente proporzionato. E può essere già una cosa molto molto semplice che uno può tenere presente. E può essere un minestrone, per esempio, con le verdure, il riso dentro e il Sì, parmigiano. quello diventa un piatto unico, però le prime volte consiglio proprio di giocare a farsi il piatto a spicchi, perché diventa molto carino visualizzarlo. E anche perché è interessante, perché nella nostra tradizione le verdure sono un contorno. In alcune regioni la verdura è anche un protagonista dei primi, tipo ad esempio la pasta e broccoli, ma non siamo mai abituati all'idea di vedere un piatto unico dove il 50% del piatto sono solo verdure. Ed è interessante perché uno ci rendiamo conto di quanto le verdure, del potere saziante che hanno le verdure, perché con il piatto di Harvard, a parte il fatto che l'importante è la proporzione, se uno dice è pochissimo, lo invito a mangiarsene uno e a scoprire che appunto il potere saziante delle verdure è enorme. E un mio insegnante mi diceva: non c'è problema, se ti sembra poco, fatti un piatto da pizza suddiviso a piatto di Harvard. Non ce la fai. Magari forse qualche camionista sì, ma di solito non ce la si fa assolutamente, perché il 50% di un piatto a verdure ha veramente un potere saziante molto alto. Beh, bene, questo è interessante, questo del piatto di Harvard non lo sapevo. E quindi adesso ce lo studieremo e ci mangeremo, però i prossimi giorni, perché domani ho la pizza col gruppo, dopodomani ho la cena aziendale, dopo, fra 3 giorni dopo, alla fine adopereremo il piatto di C'è sempre anche il digiuno, volendo scagliare un litrone, c'è sempre anche il digiuno. Va bene. Maddalena, scusa, una curiosità, tu cosa pensi di questo digiuno, che non mi ricordo come si chiama? Ecco, sì.
di comprimere. Tecnicamente è una buona idea, perché tutte le ricerche appunto paiono andare in quella direzione lì per quanto riguarda l'anti-aging. Ecco, contestualizziamo la cosa: tutte le ricerche sono nate nell'ambito dell'anti-aging, quindi il digiuno intermittente diventa prima di tutto un modo per allungare la vita delle nostre cellule, perché comunque mette il corpo in un piccolo stress e il corpo, per ottemperare a questo stress, butta fuori degli antiossidanti questo detto proprio brutalmente, che allungano la vita delle nostre cellule. Poi è diventato di stramoda anche il fatto di proporlo per fare delle diete dimagranti o altre cose simpatiche, che spesso diventano un fai da te meno simpatico. Quindi, se la vogliamo contestualizzare al meglio, nell'ambito dell'anti-aging è una buona strategia e possiamo tenerla presente. E tra l'altro il digiuno intermittente appartiene alla nostra cultura, perché appartiene alla tradizione cristiana e anche alla tradizione cristiana ortodossa fare i digiuni settimanali. Vi faccio un esempio: l'astensione della carne il venerdì, tutte le pratiche di digiuno e astensione quaresimali. Io sono emiliana di origine, da noi il Natale viene vissuto il 24, si digiuna, perché appunto è un tempo di attesa, e si mangia dopo la mezzanotte. Si brinda e si taglia il pandoro e poi si fa il pranzo di rigore il 25, no? Quindi c'è già in molte tradizioni, c'era già la pratica del digiuno intermittente, no? E che poi l'abbiamo assolutamente persa. Lo vedo meno fantastico, appunto, dato come pratica di adesso dimagrisci grazie al digiuno intermittente, perché allora sarebbe sensato portare questa cosa davanti a un nutrizionista e chiederglielo. Non è la cosa migliore per persone che invece provengono da disturbi alimentari. Ecco, sì. E comunque aspetta, perché magari insomma, non è un termine così comune, si tratta di comprimere in pratica il numero delle ore in cui si assume il cibo. Esatto, quindi praticamente, ad esempio, mangi per 8 ore, fai un'astensione di 16 ore, quindi ci sono proprio dei blocchi orari. Classicamente puoi fare colazione e pranzo, poi non mangi più niente sino al giorno dopo, oppure puoi arrivare sino alle 5 del pomeriggio e non mangiare più niente sino al giorno dopo. Di solito viene considerato, cioè il digiuno intermittente dovrebbe mimare il nostro essere raccoglitori, cacciatori, che un colpo ci andava bene, un colpo un po' meno. E purtroppo il nostro metabolismo è ancora quello lì, no? Per cui potrebbe anche essere un'ottima idea un colpo il cenone di Natale e un colpo appunto il tozzo di pane e un po' d'acqua, no? Secco, pane secco, che esatto. Ti hai insegnato che fa bene. Questo lo capisce molto bene, devo dire. Siamo atavicamente allenati a fare una ginnastica di questo tipo. Bene. Va bene Maddalena, grazie mille per questi consigli. Un piacere, ecco. Sì, sempre. Poi abbiamo scoperto il piatto di Harvard che non lo conosciamo adesso. Vi invito a provarlo, mi fate sapere dopo esatto. le feste. Va bene, grazie mille, Grazie, buone ragazzi. feste Maddalena, ci sentiamo. Anche a voi. Ciao. Arrivederci. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Blitzen and blitzen and all he's raining, they're pulling down the reins. There's a
Beh, sento che la musica va a scatti, probabilmente c'è qualche problema sulla linea internet. Tu mi senti, Rossella? Mi sento perfettamente e voglio essere ottimista e sono sicura che non c'è nessun problema. Boh, vabbè, intanto la musica l'ho abbassata e quella di CT Band la metteremo altre volte, quindi non c'è problema. Passiamo quindi al momento musicale con chi c'è con noi questa sera, le mitiche professoresse della scuola di Art Time School, Monica Vanin e Fierina Federici. Buonasera ragazze. Buonasera Buonasera. Gianluigi, buonasera Rossella, buonasera Fierina. Buonasera a tutte, a tutti. Bene, perché abbiamo chiamato Fierina e Monica? Se Do- vuoi cantiamo, non so, facciamo qualcosa. Lei suona e io canto. Per parlare, No, per parlare della scuola. esatto, che compie un anno, ormai Che ha, compie un ha anno, un sì. anno di... Sì, ha Un anno di belle attività, di emozioni, di musica, di vibrazioni, di amore per la musica, la condivisione, condividere l'amore per la musica. Sì, e quindi in quest'anno insomma abbiamo fatto un bel lavoro, adesso non è che ci montiamo la testa, ma comunque insomma siamo partiti, dico siamo perché mi metto in mezzo anch'io, anche se non dovrei essendo il conduttore, però siccome, Ma adesso tu siccome, sei più il conduttore. siccome adesso questa sei- è Radio Nostra, facciamo quello che vogliamo, no? Appunto. Mi sembra una buona cosa. Esatto. Allora, dicevo appunto che nel giro di un anno abbiamo lavorato, abbiamo creato, uscire dal Covid non è stato facile, siamo venuti fuori bene con Monica al piano e con gli altri professori che abbiamo di tromba, di chitarra, di pianoforte appunto e di canto abbiamo anche messo su, si può dire messo su, abbiamo Abbiamo creato, abbiamo creato. dato vita. Brava, io sono più terra a terra. E a questi due cori, abbiamo due cori per adulti e per bimbetti, per bimbi, dove una scuola anche di canto dove c'è Fierina, no? Che insegna canto moderno. Moderno, esatto. E appunto creando questi due cori, come vedete chi sta guardando su YouTube o chi vedrà YouTube, vede che domenica ci sarà il concerto di Natale, no? Sì, il concerto di Natale per presentare il coro di adulti, per presentare il coro di piccini, ovviamente due repertori diversi perché ci sono le voci bianche che appartengono ai bimbi e poi gli adulti con le loro voci e un repertorio diverso, anzi un repertorio un po' curioso se vogliamo perché il coro di adulti segue la tradizione veneziana e quindi un repertorio veneziano in dialetto veneziano, così per non perdere le nostre origini venete e quindi abbiamo scelto insieme con Fierina un repertorio diverso dal solito Natale che
che ci sono canti, ascoltiamo tutti i giorni canti stupendi della tradizione del Natale. Noi abbiamo scelto le ninne nanne un po' ricercate, un po' originali, che parlano di Gesù bambino, che parlano di un bambino povero, che parlano della maternità. E sono delle canzoni veneziane in dialetto veneziano del Novecento. E noi quindi avremo un qualcosa di originale. Il 18 dicembre a Domenica. Cadio, domenica, ci sarà l'occasione per ascoltare questo nuovo coro che è iniziato da poco, quindi non siamo perfetti, ma è un momento, è un'occasione per stare insieme, per fare musica corale, è un momento non solo di incontro, ma è un qualcosa che arriva al cuore, dove tutte le persone che partecipano, che stanno insieme, trasmettono delle emozioni, delle vibrazioni, non solo all'insegnante, ma anche tra di loro, uno stato d'animo, ed anche aprono i loro cuori e stanno in perfetta armonia, ma non solo in armonia, in amicizia, ma anche per arrivare a cantare un qualcosa che sia una cosa unica, una voce sola. È proprio questo che, se posso intervenire, certo. è proprio questo il punto della situazione, secondo me. È proprio questa ricerca della cura delle emozioni, che al giorno d'oggi le emozioni sono un po' fanno paura, diciamo che le teniamo un po' da parte, invece cantando queste emozioni vengono fuori. La musica, questa vibrazione bellissima, mette in circolo queste emozioni e imparando a cantare impariamo a gestire le emozioni. Quindi sia per i bambini che per gli adulti è fondamentale cantare o suonare uno strumento, comunque fruire della musica, delle vibrazioni sue, perché così impariamo che nella vita sono belle le emozioni, non bisogna nasconderle, non bisogna metterle da parte, bisogna usarle per vivere meglio. E quindi anche i bambini a volte sono timidi, sono riservati, hanno paura di alcune cose. Con il canto e con la musica riescono a gestire queste emozioni nel migliore dei modi, anche per vivere tutti i giorni. Vediamo proprio i bambini fiorire e gli adulti liberarsi dei propri del proprio stress. Brava, di ansia, di stress e di ritornare a casa rigenerati. Esatto, noi mettiamo poi la nostra esperienza. Io quando vengo, diciamo, insieme a tutti a cantare in coro, torno a casa che sono serena, rilassata e ce lo diciamo tutte le volte. Che bella serata ieri sera, quanto siamo tornate a casa tranquille, quanto abbiamo dormito bene. Ed è una terapia, secondo me, che va tenuta in considerazione, non è per ultima, è forse per prima. Canta che ti passa il detto c'è, ma è proprio vero. Sì, sì. Ma non solo voi, non solo i coristi, ma anche l'insegnante rientra a casa felice e rigenerata. Anch'io sto bene, sto molto bene, perché voi lo trasmettete a me, le vibrazioni, le emozioni arrivano a me, ma anch'io devo dare qualcosa a voi, quindi oltre all'insegnamento devo anch'io trasmettere l'emozione e i colori della musica, perché dobbiamo non solo cantare le note, a volte anche stonate, non solo cantare e basta, ma dobbiamo cantare con il cuore, dobbiamo cantare e trasmettere al pubblico qualcosa di buono, qualcosa che rimanga. E questo vale anche per i bambini. I bambini devono capire che non devono urlare. Ecco, appunto per i bambini, no? Io vedo che in questi anni, in questi ultimi anni, non so se è una mia impressione, si cantano poco. Una volta forse si cantava di più, i bimbi cantavano, adesso hanno quasi anche paura di cantare, ma anche in casa, fuori, insomma, nelle feste, insomma, si canta sempre un po' meno. E quindi invito, insomma, è bello far vedere vedere che i bimbi, insomma, una volta che cantano si esplodono e lasciano un po', appunto, come dicevate voi, un po' tutti i problemi che un bimbo può avere, insomma, anche inconsciamente, e cantando si libera.
Si canta meno, questo è vero, poi quando si canta si tende ad urlare perché non c'è un'educazione, quindi le nostre vocine bianche le vogliamo educare al suono, le vogliamo educare all'ascolto, perché non solo cantano, ma anche devono anche ascoltare. E abbiamo un gruppo, cantano tutti, ma abbiamo anche un gruppo di musicisti, piccola percussione, che suoneranno al concerto del 18 dicembre. E tra l'altro accompagneranno, e qui ci tengo davvero, davvero di cuore a dirlo, una mia Nina Nanna che ho scritto io, il coro degli Angioletti. E quindi ci sarà una bambina solista, ci saranno i bambini del coro e ci saranno anche un gruppo di piccoli musicisti che fanno parte del gruppo di propedeutica che seguo io e della piccola percussione, che se davvero ci tengo molto a questa cosa, la dico con il cuore. Complimenti comunque. Grazie. Beh, insomma, è tutto un po' in evoluzione, no? Abbiamo anche scoperto un vecchio brano popolare degli anni 60 dove abbiamo trovato solo una strofa, dopo qualcuno di noi ha inventato una nuova strofa, il professor Paolo Donà ha arrangiato la musica e è venuta fuori una bella cosina, no? Da una semplice strofa a 4 battute abbiamo, anche questo è un lavoro di ricerca appunto che il coro vuole fare e vuole proporre. Non solo di ricerca, ma anche di collaborazione tra di noi, ed è molto importante fare un lavoro di squadra, lavorare insieme per arrivare ad un ottimo risultato. Stiamo crescendo, non stiamo crescendo tra di noi, ma stiamo crescendo anche con la scuola, perché dobbiamo ricordare anche che abbiamo parecchi iscritti e un susseguirsi di telefonate per l'anno nuovo, per il 2023. Quindi ci sono molti bambini che vogliono partecipare ai nostri corsi. E questo ci rende felice perché per il momento abbiamo seminato bene. Va bene, ascoltate, allora ricapitoliamo, mettiamo anche il manifesto in onda che così ce lo ricordiamo. Domenica alle 20:30 alla chiesa di Cavio ci sarà appunto questo concerto di Natale. Abbiamo anche degli ospiti, no Monica? Adesso Sì, abbiamo un soprano, Maria allarghiamo, Giovanna Barbieri, allarghiamo anche il manifesto, così si possono leggere. Ecco qua. abbiamo un mezzo soprano, Elisa Battistello, Fierina Federici che ci farà ascoltare la sua stupenda voce, e poi altri musicisti che collaborano e partecipano. Non ascolteremo canti natalizi, penso forse Sì. uno o due, ma sarà un repertorio molto ricercato. Sì, un repertorio un po' diverso dal solito, dai soliti concerti di Natale, che ha un motivo in più per venire e sentire. Dopo, se non vi sono piaciuti, ci dite, oh, non ci... Vogliamo Bianco Non è Natale. possibile. Beh, insomma, dai, è giusto curiosare, è giusto anche criticare, le critiche no, certo. aiutano a migliorare, perché no? Ben venga anche la critica. No, comunque complimenti per cercare di uscire un po' dai percorsi più sicuri, ma più battuti, ma anche meno stimolanti, no? Quindi voi fate un'opera anche di ricerca che mi sembra preziosa. Ecco, Siamo anche un po' coraggiosi, Fierina, per affrontare Brava, tutto infatti questo. volevo dire questo, che il nostro, non so se è coraggio, incoscienza, non lo so, Forse la però comunque seconda. dall'entusiasmo viene fuori sicuramente qualcosa di buono, e credo che questo entusiasmo che abbiamo trovato fra di noi sia contagioso anche con le altre persone, che sicuramente con quelle che ci verranno ad ascoltare, quindi venite ad ascoltarci sicuramente. Questo è il Covid che ci piace, il nostro Covid personale, la musica, e vogliamo essere contagiati da questo virus, la musica. Bene, ascoltate, grazie mille per il vostro intervento. Adesso faccio il presentatore, mi metto, ecco. Grazie Grazie a voi. per Grazie le vostre dell'invito, spiegazioni. grazie. E ci sentiamo A domenica. a domenica. A domenica. Verremo domenica a sentirvi.
Va bene. Rossella, buon Natale. Gigi lo vedo, quindi faccio gli auguri di Natale a te, Rossella. Ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica allora, ce li scambiamo domenica. Dai. Bene. Ciao Ciao, a tutti. Grazie a tutti. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde la hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde la hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe que al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción,
Eccoci qua, buonasera a tutti. E con questo Barro Talvezzo, Cande e Paolo abbiamo finito, Rossella. Anche Abbiamo oggi. finito di svolazzare, Sì. mettiamo al riparo la mongolfiera che ha freddo. Sì, siamo Anche tornati a lei? casetta. Ecco, mettiamoci. Diamo il tè e il latte col miele anche a lei? Ma sì, dai, vediamo cosa succede. Col miele d'arancio, che così è meno stressata, va bene. Va bene, facciamo tesoro anche dei consigli di Maddalena. Sì, e bene, abbiamo anche i consigli di Monica e Fierina, è quella di andare a cantare, che... Di cantare, esatto. di andare a cantare, di cantare e di ascoltare cantare. Esatto. Cantare in tutte le forme. Bene, chiudiamo. Ci vediamo lunedì prossimo. Lunedì prossimo dove saremo? Boh. Vedremo. Vedremo, Abbiamo dai. le sorprese, abbiamo le Vediamo sorprese. Google Map dove ci manda. Noi cerchiamo comunque di far venire la voglia di viaggiare, forse ci siamo riusciti anche stasera. Sì. Perché viaggiare è una cosa che fa molto bene, molto terapeutica, improvvisamente ti passa tutto e soprattutto, come dice qualcuno, apre la mente. Certo. Va bene. Di più del pianeta che ci sta intorno. Ciao a Grazie a tutti, tutti. a lunedì prossimo.